Buonasera, ben arrivati alla prima intervista ufficiale della stagione invernale 2019 dell'Opium Club Hip Hop. Grazie mille. Ciao a Buonasera a tutti. voi. Allora, io vi faccio 3 domande mirate in cui voglio sapere qualche cosa riguardo a voi, riguardo a quello che avete provato qui. Allora, la primissima domanda è insomma una cosa che un po' tutti i clienti e anche i vostri fan presumo si chiedono, specialmente quelli qui del posto, come è nato il progetto del Pagano? Vado io? Dai. Applausi, adesso lo montiamo. Bravi tutti. Allora, il progetto Il Pagante è nato da una pagina Facebook nata nel 2010 che si chiama appunto Gianni il Pagante, e praticamente la pagina andava a parlare dei comportamenti dei giovani dei tempi di Milano. E esattamente il pagante è la persona che paga per entrare in discoteca. Esisteva questa pagina, io, Roberta e Merck di Merck Cremont avevamo deciso di tramutare questo progetto di pagina Facebook in progetto musicale, girando il primo video con un iPhone 4 e abbiamo messo su YouTube e da lì è partito tutto. Per divertimento in realtà è stato, noi andavamo ancora a scuola, quindi è andato un po' così. E il primo disco qual è stato? Il primo disco e la prima canzone, La prima canzone. Entro in Entro in Pass, Pass. che poi è stata quella che abbiamo girato con un iPhone 4 in un parco famoso a Milano. Ma voi quest'estate siete stati all'inaugurazione del Mr. Charlie, giusto? A Lignano, che è un locale molto collegato a noi. Avete ritrovato un qualcosa che avete in qualche modo non so come dire, vissuto là, l'avete ritrovato in questa serata all'Opium, di questa inaugurazione? Beh, la particolarità della gente nelle varie regioni diciamo che si contraddistingue. Il calore del pubblico è sempre tanto, però ognuno ha il suo, diciamo, in ogni locale dove andiamo, quindi possiamo aver ritrovato delle somiglianze tra quel locale e questo, se vogliamo. Beh, erano molto carichi quest'estate, ci siamo divertiti un sacco. Quindi non vi siete divertiti così bene? No, No, certo, no. certo, tu mi hai ok. chiesto prima del Mr. Charlie, poi mi è venuto in mente la serata e ci siamo divertiti un sacco. Ma siamo curiosi di sapere un'ultima cosa, poi non vi tratteniamo oltre. Ma quali sono i progetti futuri? Lo so che non si possono svelare determinate cose, ma 2 dettagli, qualcosina, fateci un po' immaginare. Beh, stiamo lavorando a musica nuova, giusto? Sì, assolutamente, che arriverà Ah presto. sì, forse. Fondamentalmente facciamo questo. Pazzesco, state lavorando della musica, non Quindi ci Pazzesco, posso credere. si presume che degli artisti dopo tot tempo continuino a lavorare a quello che fanno, insomma. E non sappiamo quanto tempo ci vorrà, comunque possiamo dire a chi ci segue Di rimanere connessi sui nostri profili social per sì, vedere. di tenersi pronti perché da un momento all'altro, Magari Esce esce qualcosa. di nuovo. senza neanche comunicare. Surprise. Non ci hanno detto niente, ma noi siamo contenti Abbiamo così, detto perché- tutto e niente. Ma l'abbiamo detto benissimo. Ma vale anche questo e grazie di questa serata, grazie di questa inaugurazione passata insieme e alla prossima, Grazie può dire? mille, Alla certo, prossima. assolutamente, grazie. Alla prossima intervista.